Il presidente della regione Schifani ha sorvolato oggi in elicottero gli invasi della Sicilia per monitorare il livello dell'acqua cresciuti dopo le recenti piogge. La regione raddoppia lo sconto aereo portandolo dal 25 al 50% per i siciliani residenti fuori l'isola. Le agevolazioni estese anche ai nativi in Sicilia per poter rientrare durante le festività natalizie. Per il PD è solo propaganda, così si dopa il mercato. Non si è raggiunto il numero legale ieri nel corso della seduta del Consiglio Comunale a Raffadali, che aveva come oggetto l'approvazione del rendiconto 2023 propedeutico alla stabilizzazione dei precari da fare entro il 31 dicembre. Il sindaco allontana 3 consiglieri della sua maggioranza. I carabinieri di Cammarata scoprono un sito di autoriparazioni e demolizioni non autorizzato, denunciata una persona. Consegna dei premi Donna Coraggio 2024 a Favara, promosso dalla sezione del CIF, presieduto da Antonella Monreale. Si festeggia oggi San Nicola, patrono di Fontanelle, stasera la Santa Messa e l'apertura del presepe. Si è conclusa l'edizione 61 del convegno pirandelliano a Palermo. Potrebbe tornare ad Agrigento il prossimo anno, quanto dichiarato dal presidente del Parco Sciarratta. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale di oggi venerdì 6 dicembre. Sull'emergenza idrica Schifani sorvola oggi gli invasi e afferma cresce il livello dell'Ancipa, nostra strategia corretta. L'approfondimento. Questa mattina il presidente della regione siciliana Renato Schifani, accompagnato dal dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile Salvo Cocina, ha sorvolato in elicottero le zone dove si trovano diversi bacini idrici dell'isola per valutarne di persona lo stato delle riserve dell'acqua. Tra gli invasi monitorati la diga Ancipa, Gammauta, il lago di Piana degli Albanesi, il lago Castello, Prizzi, Leone, Rosamarina, Poma e Scanzano. Durante il sopralluogo il presidente Schifani ha potuto constatare che le recenti piogge, seppur non molto intense, hanno avuto un impatto positivo sui livelli dell'acqua, con un particolare aumento registrato in particolare nella diga Ancipa, che ha raggiunto il volume di 1,7 milioni di metri cubi. Possiamo affermare che lo scenario generale è in leggero miglioramento. In particolare vorrei ricordare che la strategia delineata dalla cabina di regia, ha commentato il presidente Schifani, mirava a prolungare la vita utile dall'invaso Ancipa. I risultati attuali hanno confermato la correttezza dell'approccio adottato. Senza l'intervento tempestivo della regione, prima a marzo, poi ad agosto e a settembre, che ha imposto una riduzione dei prelevi anche contro la volontà dei vari sindaci e gestori dell'acqua, sarebbe esaurita il 15 settembre. Grazie a queste misure, che includevano il razionamento delle risorse in numerosi comuni dell'Ennese e del Nisseno, è stato possibile preservare le riserve idriche, garantire un maggiore approvvigionamento a tutti. Il successo di questa strategia, continua Schifani, ha evidenziato l'importanza di una gestione oculata e responsabile, dimostrando che le decisioni difficili ma necessarie possono portare a risultati positivi per l'intera comunità. Il sorvolo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco si è concluso con l'atterraggio nello scalo aeroportuale a Fontanarossa di Catania. Schifani e Cocina sono stati accolti dal comandante regionale dei Vigili del Fuoco Agatino Carrolo e da quello provinciale etneo Felice Racà, insieme al personale in servizio della struttura. Durante l'incontro è stata anche illustrata l'attività effettuata dal reparto volo nell'ultimo biennio, con un focus sulla logistica, mezzi e tecnologie utilizzate alla missione di polo formativo nazionale per il personale addetto ai servizi di volo. Buone notizie per il caro voli, la regione raddoppia lo sconto portandolo dal 25 al 50% per quei siciliani che desiderano raggiungere l'isola per le feste, estendendo il beneficio anche a chi è nato in Sicilia ma risiede altrove. Sono alcune delle misure introdotte dal decreto Stop Caro Voli Natale 2024 voluto dal governo regionale per mitigare il costo delle tariffe aeree. Il servizio.
1 milione di biglietti aerei rimborsati un anno e la regione raddoppia così lo sconto portandolo dal 25 al 50% per quei siciliani che desiderano raggiungere l'isola per le feste, estendendo il beneficio anche a chi non è nato in Sicilia ma risiede altrove. Sono alcune delle misure introdotte nel decreto Stop Caro Voli Natale 2024 voluto dal governo regionale per mitigare il costo delle tariffe aeree presentate insieme con il report sul caro voli nella conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo d'Orleans a Palermo dal presidente della regione Schifani e dall'assessore regionale alle infrastrutture Aricò, dal dirigente generale del dipartimento Lizio. In un anno la regione ha rimborsato oltre 1 milione di biglietti aerei e consentito a tanti siciliani di raggiungere la nostra regione a un costo più contenuto rispetto a quello stabilito dalle compagnie aeree. Con questo decreto, grazie ai 17 milioni di euro stanziati all'interno della legge di variazione di bilancio, chi effettuerà dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 un volo diretto da uno scalo nazionale a un aeroporto siciliano e viceversa avrà diritto a uno sconto del 50% a fronte dell'attuale 25%. Il provvedimento non sarà più valido esclusivamente per i residenti in Sicilia, ma verrà esteso anche a chi è nato ma non risiede nell'isola stabilmente. I dati, commenta il presidente Schifani, dimostrano in maniera inequivocabile il successo di questa iniziativa. È una misura unica in Italia che abbiamo fortemente voluto per alleggerire il costo dei voli che, soprattutto in prossimità delle feste, rendono proibitivo spostarsi o rientrare in Sicilia. Non possiamo continuare, conclude Schifani, a scontare la nostra condizione di insularità, piegandoci al cartello esercitato di fatto da alcune compagnie aeree. Con la nostra battaglia sul caro voli tuteliamo il diritto dei siciliani a una mobilità economicamente sostenibile. Per questo abbiamo voluto raddoppiare i rimborsi ed estenderli anche a chi è nato ma non risiede in Sicilia. Ci auguravamo che venisse fatta chiarezza dall'antitrust in tempi brevi, però rispettiamo l'autonomia dell'antitrust che ha chiesto un anno di tempo. Noi continueremo in questa politica, abbiamo preso atto con favore che l'intervento del terzo vettore che è già investito su nostra spinta sostanzialmente privato ha rotto il duopolio ITA Airways, ITA Ryanair, scusatemi, ma evidentemente ciò non è bastato. Noi stiamo facendo di tutto, l'idea del treno dell'assessore Aricò è stata un'idea vincente, naturalmente non rimarrà un'araba felice perché evidentemente il fatto che siano stati venduti soltanto in ore biglietti significa, per come è stato organizzato il treno e per le esigenze dei nostri ragazzi, è stata una scommessa vincente. Sì, un provvedimento storico per tutti i siciliani. All'inizio del provvedimento avevamo pensato di concedere questo sconto e rimborso solamente sul Roma e Milano per tutti i residenti. Ci siamo accorti che durante il periodo delle festività c'era un'impennata del costo dei biglietti e allora abbiamo trovato le risorse, il Presidente Schifani l'ha ricordato durante l'ultima legge di manovra di bilancio, abbiamo trovato ulteriori 10 milioni e allora abbiamo pensato facciamo ritornare i tanti siciliani che non hanno più la residenza da un po' di tempo ma vogliono ritornare ad abbracciare i propri familiari in Sicilia. E non mancano le critiche sul provvedimento del caro voli che arriva dal capogruppo del Partito Democratico, l'onorevole Michele Catanzaro, che in una sua nota afferma: Schifani annuncia altri sconti per Natale, la verità è che dopa il mercato con i soldi dei siciliani e la sua propaganda la paghiamo noi. L'approvazione del rendiconto 2023, propedeutico alla stabilizzazione dei precari e alle progressioni che il Comune si accingerà a fare entro il prossimo 31 dicembre, non è stato possibile discuterlo e approvarlo al Comune di Raffadali per mancanza del numero legale dei consiglieri comunali. Il sindaco ha anche allontanato 3 consiglieri della sua maggioranza. Lo abbiamo intervistato. Ieri sera è successo quello che molte volte è successo in questi anni, è mancato il numero legale e quindi la seduta è stata rinviata alle 24 ore successive. Oggi ci sarà la seduta e l'unico problema è il punto all'ordine del giorno.
c'era l'approvazione del rendiconto 2023 propedeutico alla stabilizzazione e alle progressioni che il Comune si accingerà a fare entro il 31/12/2024, quindi ha portato un po' di tensione. Poi l'opposizione ha voluto incontrare i lavoratori interessati, non capisco a che fine. Io penso che uno non può avvisare la persona che intende uccidere: ti sto uccidendo. Ho voluto chiedere la sospensione per incontrare i lavoratori, non ho capito la finalità né politica e neanche sociale, si sono allontanati non approvando il rendiconto, verrà approvato stasera, eventualmente dico, già c'è un commissario d'Accheta che lunedì verrà, eventualmente lo approverà, non c'è niente di particolare, cose già programmate e previste. Quando ho deciso di allontanare dalla maggioranza chi non ha mantenuto gli impegni con i consiglieri comunali e con la maggioranza. Quindi quando uno allontana dalla propria maggioranza 3 consiglieri comunali è consapevole che avrà un percorso frastagliato, però lo deve affrontare perché deve portare a termine l'impegno che ha preso con gli elettori e quindi portare a termine il mandato elettivo. Io sono tranquillo, non sono questi i problemi, vedo solo quando c'è una mancanza di rispetto nei confronti di tante persone che da oltre 20 anni lavorano presso il comune e che vedono vicino alla possibilità di stabilizzarsi e per problemi qualcuno dice non l'abbiamo mai votato il rendiconto. Bene, tra quelli che si sono allontanati ci sono i 3 consiglieri che io ho allontanato dalla maggioranza che dovevano votare il rendiconto di un anno, che è il 2023, in cui erano in maggioranza e in cui avevano l'assessore in giunta. Quindi non si capisce com'è che possano rinnegare tutto quell'anno in cui sono stati in amministrazione, in cui hanno amministrato, in cui sono stati in maggioranza, quindi hanno rinnegato tutto l'operato che hanno fatto in quell'anno, non dando la loro approvazione. Però questi sono purtroppo, quando uno mette davanti l'orgoglio personale o si sente esaltato dal ruolo che in quel momento riveste, non capendo il danno che può fare nei confronti delle persone che da tanti anni con tanta speranza aspettavano questo giorno per dire abbiamo messo fine a una pagina negativa della nostra storia, trovando finalmente un posto di lavoro a tempo indeterminato. Comunque non c'è nulla di grave, io sono sereno, siamo tutti sereni, tutto già è nella norma. Ci dispiace vedere che ci sono persone che usano o che sfruttano il potere che hanno in altri enti per sensibilizzare, minacciare o fare cambiare orientamento consigliere comunale, ma di questo poi quando sarà il caso ne daremo comunicazioni, quando avremo le prove, perché le prove non sono il sentito dire e neanche l'aver sentito dire alla persona diretta, bisogna trovare le prove, quando le troveremo informeremo chi ha competenza per intervenire e per evitare che ci siano questi abusi di potere. Sei stato un punto di riferimento lungo post del sindaco di Catania, Enrico Trantino, al padre Enzo, scomparso ieri. Domani alle ore 10 funerali in cattedrale. Ce ne parlano meglio i colleghi di Catania. Un grande uomo, è morto Enzo Trantino. La città di Catania piange la scomparsa di un avvocato illustre, un politico che ha fatto la storia della destra italiana. È stato parlamentare per 9 legislature nelle liste del Movimento Sociale Italiano, partito nel quale ha militato dal 72 al 95, e Alleanza Nazionale con sottosegretario al Ministero degli Esteri nel governo Berlusconi tra il 94 e il 95. A piangerne la scomparsa sono amici, ex colleghi, figure di spicco della politica, ma soprattutto la famiglia. In un lungo post le parole del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che restituiscono la figura di un uomo che prima ancora che un uomo distinto dal suo acume politico, la sua onestà, il suo profondo senso delle istituzioni e della legalità. Anche le parole in una nota di cordoglio della premier Giorgia Meloni, che afferma era un padre.
Il sindaco in questo lungo post dice: papà, non so se mi leggi da quello spazio che ti porterà da mamma. In fondo per te scrivere è stato sempre il modo per entrare nel cuore di chi non ti vedeva, parlare in quello di chi ti ascoltava. Tu adesso riposati, qui ci pensiamo noi. La Camera Ardente nello studio legale trentino, mentre i funerali si celebreranno domani alle ore 10 nella cattedrale di Catania. Tutta la redazione di Tele One si stringe al dolore di Novella ed Enrico Trentino e di tutta la famiglia. Scoperto un sito di autoriparazioni e demolizioni non autorizzate, denunciato un 57enne, ciò è avvenuto a Cammarata. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammarata e del centro anticrimine natura di Agrigento, con il supporto della stazione dei carabinieri e dell'ARPA Sicilia, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento un uomo di 57 anni, residente a Cammarata, ritenuto responsabile di gestire illecitamente rifiuti e svolgimento di attività non autorizzata di autoriparazioni e demolizioni di autoveicoli. L'operazione, condotta nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, ha portato al controllo di un terreno di proprietà dell'indagato situato in contrada sotto la Rocca. Sul posto sono stati individuati 4 capannoni adibiti a officine non autorizzate, all'interno dei quali venivano svolte attività di autoriparazioni e demolizioni. Nella restante porzione del terreno, estesa per circa 2000 metri quadrati, i militari hanno riscontrato l'abbandono incontrollato dei rifiuti, incluse numerose carcasse di autoveicoli, parti di motore e altri materiali derivanti dall'attività illecita. Tutta l'area è stata immediatamente posta sotto sequestro, comprendendo le strutture ed attrezzature di lavoro e i rifiuti presenti. Durante il controllo sono stati inoltre identificati 2 lavoratori irregolari segnalati al nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento per le successive verifiche. L'intervento conferma così l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella tutela dell'ambiente e nella lotta all'illegalità a salvaguardia della salute pubblica del nostro territorio. Promosso dal CIF, Centro Italiano Femminile, sezione di Favara, presieduto da Antonella Morreale, si è tenuto ieri sera la manifestazione di consegna dei riconoscimenti Donna Coraggio 2024. Era sul posto per noi Giuseppe Moscato. La sala incontri della chiesa Santi Pietro e Paolo di Favara ha ospitato ieri sera la manifestazione di consegna del premio Donne Coraggio 2024 promosso dal CIF sezione di Favara, presieduto da Antonella Morreale. Una manifestazione che vuole dare il giusto riconoscimento a diverse donne della Sicilia che nel proprio campo e nella loro azione hanno dimostrato coraggio. Ieri sera la sala ha applaudito Antonella Zammito, Mirella Costanza, Antonella Mistretta, Marcella Librizzi, Rosalba Muratori, Anna Lattuca, Giorgia Lomonico, Maria Concetta Domilici, Anna Marino, Deborah Mirabelli. Donne che nel loro campo sono state definite coraggiose. Sentiamo la Presidente Antonella Morreale. Sì, donne che veramente si sono distinte nella nostra Sicilia, donne siciliane, donne che hanno il coraggio di abbattere le barriere, donne che hanno il coraggio di dire basta, donne che hanno il coraggio di dire voglio essere libera. E noi premiamo queste donne veramente con il cuore. Ed è giusto che si riconosca questo valore, perché magari c'è gente che non li conosce, non sa chi siano, perché magari non è un nome che si sente in TV, un nome che si sente magari perché per iniziative magari che conosciute. Io cerco donne, veramente donne che nel loro piccolo ma nel loro vissuto hanno coraggio. E poi hai spaziato in diversi campi? Sì, quasi tutti i campi. Abbiamo cercato di trovare donne che sono impegnate nella politica, donne che sono impegnate nel sociale, donne che sono impegnate ad aiutare altre donne,
e insomma spaziamo un po' dovunque, in quasi tutta la Sicilia. C'è gente da Enna, gente che viene da Palermo, e sono felice perché nonostante tutto il tempo sono arrivate qua da noi, e questo mi inorgoglisce ancora di più. Proprio qualche settimana fa si è celebrata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Purtroppo ce n'è ancora tanta. Ma tanta, veramente tanta, la percepiamo anche nelle piccole cose. Infatti c'è una ragazza premiata quest'anno che si dà da fare nello sport, perché ancora esiste la regola che l'uomo può fare sport, la donna no. Ritorna a suonare l'antico orologio della torre civica a Cammarata, ripristinato dal sindaco Mangiapane. L'approfondimento del collega Cairone. Il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, attraverso la sua pagina di Facebook ha annunciato il ripristino dell'orologio della torre civica. Tornano a scandire il tempo, scrive il sindaco, i rintocchi del nostro orologio con il caratteristico suono. Il suono è quello che gli anziani cammaratesi chiamano ciccu e ninu, e come da tradizione l'orologio risuonerà ogni giorno alle 8:05 e alle 12:10. Durante la giornata i rintocchi delle ore e dei quarti d'ora fino a mezzanotte faranno rivivere il tempo passato, quando per sapere l'orario bisognava affidarsi proprio ai rintocchi di Cicco e Ninu. Un passato fatto di nostalgia per le persone che quel tempo lo hanno vissuto e avranno la possibilità di riviverlo grazie all'amministrazione comunale che ha voluto, come sottolinea il sindaco Giuseppe Mangiapane, custodire le origini. L'orologio della torre civica verrà inaugurato oggi alle 18:30. Subito dopo, dal Palazzo Traina, sede del comune, partirà il corteo fino alla Matrice, dove verrà celebrata una messa solenne in onore del patrono di Cammarata, San Nicola. Al termine della celebrazione, il mezzo busto contenente una reliquia del santo verrà portato in processione per le strade del centro storico. Si celebra oggi la festa di San Nicola, patrono di Fontanelle, presso la parrocchia che prende lo stesso nome, con la Santa Messa alle ore 19 presieduta da Don Giorgio Casola, alle 20 la benedizione e l'accensione dell'albero di Natale. Natale al centro storico di Favara, ce ne parla meglio il collega Moscato. U Bammineggiu passata chiazza, e questo è il suggestivo titolo del Presepe Teatro, promosso e organizzato dall'Associazione Culturale San Giuseppe di Favara con l'Associazione Arte e Cultura 101 e il patrocinio del Comune di Favara. Un Natale in centro storico che va a arricchire il già ricco programma dei festeggiamenti natalizi che da anni caratterizzano le novene del Santo Natale a Favara. Dall'8 dicembre al 6 gennaio una serie di iniziative incastonate nel tradizionale presepe che portano alla ribalta quelle che sono le antiche tradizioni, gli antichi mestieri e anche gli antichi personaggi della città di Favara. Si inizia l'8 dicembre con la tradizionale muffulettata per proseguire con la cuccia in occasione del 13 dicembre, Santa Lucia, e poi le novene di Natale con il presepe, gli attori e i personaggi interpretati dall'Associazione Arte e Cultura 101 faranno rivivere
gli antichi mestieri di Favara, quelli di Ciccio Butticè, di Antonio Pirrera, di Angelidra Luvara, di Don Cola Ricotta, di Peppi Livreri, di Luciano Patti, di Sareggio Cannizzaro, di Papa C, insomma un mix di religiosità ma anche di tradizioni popolari. Ieri la presentazione del ricco programma. Sentiamo i protagonisti. Quest'anno come negli anni passati, ma ogni anno ci perfezioniamo e miglioriamo. Favara sarà interessata a tantissimi presepi viventi, da tantissimi presepi nei quartieri. Uno di questi sarà quello di Piazza Cavour. Di questo ringraziamo l'associazione San Giuseppe e tutti i ragazzi che si stanno mettendo a disposizione, perché diamo così centralità alla nostra piazza. Sarà un momento per stare tutti assieme di comunità, ma soprattutto per riscoprire tradizioni. Saranno diverse serate importanti dove riscopriremo le nostre tradizioni culinarie ma anche culturali. Quest'anno ci siamo programmati per questa nuova iniziativa dove andiamo a portare le vecchie tradizioni che ci sono nel periodo natalizio, dove stiamo portando questo presepe in piazza, dove facciamo rivivere il vecchio artigianato, e mi spiego meglio dicendo stiamo portando in vita gli artigiani di Favara. Se voi vedete anche sul manifesto è spiegato che ci sono dei nomi. Noi vogliamo fare rivivere di nuovo queste persone, dove ogni sera facciamo delle serate dove andiamo a condividere determinate cose. Ci siamo accorti che i bambini di oggi stanno perdendo le tradizioni e quindi l'iniziativa a cui abbiamo pensato quest'anno è proprio nel segno di recuperare delle tradizioni. I canti saranno in dialetto, la recitazione sarà in dialetto, recupereremo le tradizioni fatte anche di sapori, perché tra le iniziative c'è un mufoletto per l'Immacolata, la cucina per Santa Lucia e poi tanti sapori che saranno riscoperti durante le serate delle novene, con un occhio anche alla storia di questa comunità, perché l'ambientazione non è un vero e proprio presepe, perché è un'ambientazione che ci serve per raccontare la storia, raccontare e vivere l'esperienza della novena, però i personaggi saranno legati al territorio, perché ogni sera Giuseppe e Maria, ve l'anticipo, incontreranno una figura storica legata ad una tradizione, ad un mestiere che era coltivato qui a Favara, e sarà l'occasione per ricordare dei nomi a cui le persone sono legate. L'Associazione Arte e Cultura 101 è felice di poter collaborare con l'Associazione San Giuseppe e portare il teatro in mezzo alle strade, nel nostro centro storico, con un progetto di rivalutazione del nostro territorio e di valorizzazione anche delle antiche attività produttive. Infatti parleremo degli antichi mestieri, citando i personaggi storici favaresi che ormai non ci sono più, ma faremo vero e proprio teatro a cielo aperto, un teatro itinerante, per cui avremo modo di seguire le vicende di San Giuseppe e di Maria che arrivano in questo fantomatico paesino siciliano nella nostra Favara, quindi contestualizzato al nostro territorio. È una situazione sicuramente che vale la pena di venire a vedere per poter gustare anche i momenti di convivialità nei giorni che vanno dal 16 al 23 dicembre. Vi aspettiamo in Piazza Cavour. E il coordinatore regionale dell'UDC Decio Terrana, nel corso di un incontro alla presenza dell'onorevole Salvino Caputo, vice coordinatore regionale del partito, sentito l'onorevole Lorenzo Cesa, ha comunicato la nomina di responsabile regionale dell'UDC del settore giustizia dell'avvocato Vincenzo Giacona Venuti, come vedete nella foto. L'onorevole Cesa ha espresso soddisfazione per la competenza e la disponibilità dell'avvocato Venuti nel mettersi al servizio del settore giustizia per la competenza manifestata in campo professionale con diversi ruoli. L'avvocato Vincenzo Giacona Venuti è avvocato e dottore di ricerca e lavora presso lo studio forense dell'avvocato Nino Caleca. Linea alla regia per la pubblicità. Si è chiuso il 61° convegno pirandelliano a Palermo. Intanto arrivano buone notizie dall'ente parco che per bocca del suo direttore Sciarratta il premio potrebbe ritornare ad Agrigento. Sentiamo in merito Nino Lauretta, consigliere del centro studi, presidente Milioto e il maestro di musica Vessicchio. Presentato anche il tema per la prossima edizione.
Il convegno di studi pirandelliani potrebbe ritornare ad Agrigento nel prossimo anno, queste le parole del direttore del parco Roberto Sciarratta. Fatti e non parole, diceva Luigi Pirandello, raccogliamo comunque favorevolmente questo invito, lo sposiamo e prenderemo contatti col parco per discutere di questo eventuale ritorno che è il nostro pensiero fisso, è stato il nostro pensiero fisso in questi anni. Nel frattempo avete presentato la prossima edizione che si svolgerà a Palermo. Sì, l'abbiamo programmata a Palermo, salvo ripensamenti dell'ultimo momento che però devono trovare una sua conclusione a breve, perché noi già abbiamo comunicato informalmente alle scuole che sono presenti quest'anno che le modalità di svolgimento saranno lo stesso, pronti però a raccogliere in toto o parzialmente l'invito delle autorità di chi voglia accodarsi a questo eventuale ritorno e ripeto, favorevolmente accogliamo le parole dell'architetto Roberto Sciarratta, direttore del parco. Canal Sipario sulla 61esima edizione, siamo al Politeama a Palermo, siete soddisfatti? Ma molto soddisfatti, siamo in questa splendida cornice, la partecipazione dei giovani è stata molto massiccia e da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista numerico, per cui guardiamo con grande prospettiva al prossimo impegno e contiamo di incrementare le presenze, pronti anche per Agrigento se lo vorranno veramente. Professore Miliotto, tracciamo un consuntivo della 61esima edizione del convegno di studi pirandelliani. Sì, abbiamo chiuso questa mattina ancora con una mattinata di studi, di riflessione brillantissimi, le relazioni che abbiamo tenuto sempre per ricordare il Teatro d'Arte di Roma con Pirandello Capocomico, nei 100 anni dalla fondazione, studi veramente profondi, riflessioni stimolanti, così come è avvenuto nei giorni precedenti, nelle 2 sessioni dei giorni precedenti. Ecco un argomento, questo del Teatro d'Arte di Roma, che viene esplorato nella sua totalità, nella sua generalità, e abbiamo visto e constatato, facendo anche una riflessione, riportandolo alla situazione del teatro dei nostri tempi, dei nostri giorni, così come la crisi di allora e la crisi del teatro in questi tempi. Quindi occorre veramente una riflessione generale sia da parte degli autori, dei registi, da parte degli operatori teatrali, ma anche della politica, a vedere la condizione del teatro in Italia e vedere di apportare rimedi se c'è una crisi galoppante e imperante. Tutto questo abbiamo visto in questo convegno che è il 61esimo e insomma come la storia alla fine si ripete. Avete presentato anche la 62esima edizione, quali saranno i temi trattati il prossimo anno? Ecco, anche quest'anno l'abbiamo presentato come 62esimo convegno e questo 62esimo convegno è 2025 che si collega strettamente con il convegno 2024 perché parliamo di Marta Abba per ricordarla nel suo centenario dell'esordio che ha fatto nel 22 aprile con il Teatro d'Arte di Roma del 1925, ma la ricordiamo Marta Abba nelle tournée del Teatro d'Arte della Compagnia Pirandello, cioè nel triennio 1925-1928. Anche questo è un convegno articolato, anche questo pensiamo porterà frutti alla conoscenza del teatro non solo di Pirandello o di Marta Abba, ma del teatro direi anche mondiale. Un convegno che vede alla ribalta studiosi importantissimi e purtroppo questo triennio del Teatro d'Arte 1925-1928 ha una fine, e cioè la compagnia si scioglie il 15 agosto del 1928
a Viareggio dopo un'ultima rappresentazione in cui Pirandello vede naufragare il suo sogno non solo di un teatro stabile ma anche di un teatro nazionale che altrove nelle altre nazioni europee esiste, mentre in Italia no. 61 edizioni sono veramente un numero straordinario, meno di quelle del Festival di Sanremo ma secondo me altrettanto importanti. E Pirandello è la parola è l'elemento che ci collega con tutto il resto che ci circonda. Quindi cosa dire? Che gli studi su questo argomento sono sempre pochi e quindi tanto merito a chi tiene fede a questa promessa iniziale e porta avanti questo messaggio. Qual è stato il rapporto tra Pirandello e la musica? Ma in effetti la parola musica viene da musichi, quindi sono l'insieme delle muse e lo spettacolo che nasceva a immagini degli incontri religiosi tendeva in qualche modo a rendere grazie alla vita che viviamo. Attraverso cosa? Attraverso immagini propiziatorie, moniti da ricordare, cioè quindi la parola, il suono e la danza erano i tre elementi che costituivano quello che si chiama musichi, quindi sono sorelle la musica e la parola e nella parola di Pirandello c'è una musicalità, come del resto anche nel tono della mia voce, vuol dire esiste un modo di musicare la parola che io sto dicendo. La parola al suo interno c'ha gli accenti, si snoda proprio dal punto di vista sonoro come una melodia e questo secondo me è il grande nesso e Pirandello lo ha fatto sempre con grande attenzione. Pirandello amava la musica e quindi La Madonna delle Lacrime a Siracusa, a Cannizzaro, la parrocchia Immacolata Concezione ha accolto il reliquario a conclusione dell'anno mariano, un appuntamento che per la comunità segna anche la fine della novena in preparazione della festa di domenica dell'Immacolata. Sentiamo il parroco Don Licciardello. Quelle lacrime di Maria che vogliono aiutarci a convertire, vogliono anche essere lacrime di speranza, lacrime di gioia per il popolo che si raccoglie attorno all'altare, attorno anche alle sue lacrime, perché ha fiducia in noi, fiducia che lei dice aiutatemi nel compito di portare la misericordia, la compassione, l'amore di Dio a tutti i fratelli, specialmente a quelli più lontani. E le lacrime di Maria. Queste lacrime della vergine di speranza, lacrime di una madre, e certamente risuonano quelle parole. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Era simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia e strade.
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Libera Gesù. Prevenzione e gestione delle infezioni in corsia, aspetti clinici e medico-legali è stato questo il tema del convegno promosso dall'assessorato alla salute che si è svolto a Palermo. Al tavolo un parterre di esperti provenienti da tutta Italia, i colleghi di Palermo. Il ruolo della Regione è sicuramente un ruolo importantissimo, credo che l'evento di oggi lo dimostri, nel senso che per quello che sono i compiti dell'assessorato regionale sono proprio quelli di sovrintendere a quello che sono le attuazioni, le realizzazioni delle misure di prevenzione che da tempo sono state emanate e che dovrebbero e avrebbero dovuto portare, se attuate, se applicate nel pieno, a misure che contenessero questi gravissimi fenomeni. Le infezioni correlate all'assistenza sono un problema non recente, sono un problema però grave e che oggi, con quello che è per di più la resistenza agli antibiotici, naturalmente determinano delle complicanze ancora più gravi. Le problematiche inerenti alle infezioni correlate all'assistenza si accoppiano a problemi di responsabilità sia in sede civile che in sede penale che in sede contabile. Alla luce anche delle ultime espressioni giurisprudenziali, una sentenza della Corte di Cassazione che individua specifici livelli di responsabilità. Per questo abbiamo chiamato i più autorevoli esponenti rispetto al tema che andiamo a trattare, in modo da cominciare a trattare, a ritenere una linea di orientamento comune che possa andare a beneficio dell'esercizio quotidiano della grande attenzione che merita la delicatezza di questo argomento. Garantire qualità e sicurezza delle cure è un impegno di tutto il Servizio Sanitario Nazionale, è un impegno che vede coinvolti i professionisti, i ricercatori, vede coinvolte le amministrazioni, l'organizzazione, le personale tecnico-amministrative, ma vede coinvolte anche i pazienti con tutta la loro rete di prossimità. Riconoscere come sia possibile prevenire questi rischi, anche se non del tutto purtroppo, è un impegno quotidiano, giorno dopo giorno, che cerchiamo di garantire in qualsiasi punto del Servizio Sanitario Nazionale. La Cassazione, in una recente sentenza del 2023, ha dettato un vero e proprio decalogo volto alla prevenzione del rischio di infezione correlata all'assistenza. Quindi è una sentenza con la quale occorre sicuramente paragonarsi per prevenire e anche per assolvere gli oneri probatori volti a dimostrare l'assenza, diciamo, di colpa da parte delle strutture sanitarie. Unitrapani, iscrizioni aperte fino al prossimo 20 dicembre. Al Master di primo livello Politiche internazionali di difesa e sicurezza. Sentiamo il presidente del Polo Giorgio Cichilone, intervistato dai colleghi di Trapani. All'orizzonte c'è un'ulteriore importantissima attività di alta formazione, un master universitario di primo livello, sono 1500 ore di formazione sulle politiche internazionali di difesa e sicurezza. Contiene un focus su quelli che sono oggi i temi centrali della politica internazionale in senso ampio, geopolitico, sanitario, ingegneristico, delle informazioni, e oggi i temi fondamentali sono quelli della cyber security, per esempio, no? Le comunità statali, gli individui, i gruppi sociali sono tutti sotto attacco informatico, rischi per quanto riguarda le libertà e i diritti fondamentali, perché la sicurezza ormai passa attraverso il cyberspace. Usciranno fuori gli analisti, perché abbiamo bisogno non soltanto, diciamo, di costruire dei modelli ingegneristici, gli algoritmi che riguardano la costruzione di dati scientifici. Questi dati vanno analizzati, decodificati. Formeremo degli analisti in grado di comprendere quali sono i rischi e le minacce della sicurezza nazionale ed internazionale. Le iscrizioni scadono il 20 di dicembre, c'è un parterre di studiosi importante che terranno le lezioni, ci sono delle borse di studio che permettono l'iscrizione a questo master. Le lezioni possono
essere seguite anche interamente dal remoto. La sede fisica sarà questa del Polo di Trapani. Il venerdì e il sabato, quando ci saranno le lezioni, collegarsi dal remoto e seguire le lezioni. Per la prima volta si fa un master universitario a Trapani e questo master è su temi fondamentali della nostra era digitale. Ci sono delle borse di studio a cui facevo riferimento, coinvolgere i corsisti in alcuni tirocini che sono professionalizzanti. Ci sono delle aziende pubbliche e private che hanno sostenuto il master finanziariamente, all'interno si faranno dei tirocini che possono anche svilupparsi ulteriori attività lavorative. Un mondo professionale in espansione, noi lo stiamo agganciando con una professionalità formativa importante. E domani a Salemi, alla Chiesa Madre, avrà luogo il 4º festival organistico. Tra i partecipanti anche il coro Laudate Dominum di Bagheria. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Il coro Laudate Dominum dell'Associazione B4 di Bagheria parteciperà al 4º Festival Organistico Città di Salemi. Il coro eseguirà per la prima volta il Te Deum a 5 voci dispari di Monsignor Marco Frisina, compositore di numerosi canti liturgici e direttore del coro della Diocesi di Roma, da lui fondato nel 1984. Solisti: Anna Giulia Anselmo soprano, Susanna La Fiura soprano, Leonardo Poliuto all'oboe, Giovanni Bondi alla tromba, Beatrice Cerami al pianoforte, Salvatore Di Blasi è il direttore. In programma, oltre al Te Deum, Ave Speranza Nostra, Una stella nel cielo, Spuntò, composta dal maestro Di Blasi, la suite di Natale e il Cantique de Noël di Adolphe Adam. L'ingresso è gratuito. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.